Amici bellini, buon martedì, di nuovo, perché oramai sarà sempre martedì, ho deciso, e sono questioni di fusi orari. Io registrerò tutti i video di martedì e poi ve li distribuisco. La cava non è buona, dormo poco, eccetera, eccetera. Cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede da tutti. Allora, ragazzi miei, vorrei aprire questa giornata di martedì con delle belle notizie, nel senso che alcune sono positive, non sono ancora belle, ma io lo so che alcuni di noi stanno già proiettati verso la Supercoppa perché c'è molta pressione, questa gara è diventata pregna di significati per una serie di motivi che adesso scioriniamo, però noi dobbiamo pensare prima alla Fiorentina, perché se non facciamo bene con la Fiorentina, la Supercoppa levatevela dalla testa, quello già è difficile, sarà una cosa difficilissima, perché io ho fatto ulteriori simulazioni sull'altra piattaforma e chi c'era sa che non è andata bene, espulsioni, rigori non dati, una roba proprio. Ma ci sono delle notizie positive, prima di tutto dal reparto infermeria, perché pare che Manolas recupero lampo e quindi probabilmente non si rischierà con la Fiorentina, ma lo vedremo probabilmente per la Supercoppa. Dopodiché, non per la Supercoppa, ma più presto di quanto si è detto nelle passate settimane, pare che Osimhen stia andando forte sul tapirulan, quindi mi sono svegliato da poco, ancora questa è la prima parola che apro, che spiccico. Se va forte sul tapirulan vuol dire che riesce a correre, e questa è la cosa importante, perché noi non pensiamo che lui tornerà subito in formissimo, ci vorrà del tempo. Però se il suo pezzo forte era la corsa, il pressing sugli avversari, la possibilità di andare in profondità, quello ci interessa a noi, no? Che quando torna è abile e arruolabile e praticamente è ancora decisivo e propositivo e potente e devastante. Poi magari i gol non li fa, però ci serve per far fare anche gol agli altri, lo sapete come funziona. E quindi sotto questo punto di vista stiamo abbastanza tranquilli. A proposito, lasciate un like per Valerio Fluidino, che vedete qua. Mamma ha postato oggi una foto di repertorio, questo era il primo scudetto, io pensavo fosse il secondo perché mi vedo già abbastanza, insomma, sviluppare, non è che poi sono diventato altissimo, però pensavo fosse il secondo. Essendo il primo scudetto, i cugini mi confermano che era il primo scudetto, io qui avevo esattamente 4 anni. Quindi bandiere fatte con il fai da te. Lasciate un like per questa cosa, non sono contentissimo insomma del look, i pantaloni un pochino sopra l'ombelico, ma tant'è, erano gli anni 80, ne abbiamo viste di peggio, Poi io stasera andrò, ho intenzione di fare un esperimento e andare live durante il derby di Roma, quindi voglio guardarla e voglio capire quanta differita c'è, no? Quanto ritardo c'è, se voi mi spoilerate, dato che è una partita che non ci interessa, cioè è una bella partita che voglio guardare, però non è una partita del Napoli, se pure spoilerate non fa niente, e voglio capire quanta distanza ci sta, no? Anche il portiere del genere, per in futuro. Il futuro per capire se in futuro possiamo fare una reaction del Napoli live e se non impazzisco, altrimenti devo chiudere la chat. Però vogliamo fare anche questo tipo di esperimento e quindi vi aspetto copiosi, affoltatevi massici, no, infoltatevi massici. Diceva qualcuno, infoltatevi massi. E insomma, ragazzi, devo fare un accennino perché sulla questione, visto che ci stiamo proiettando verso Napoli-Juventus, Juventus-Napoli, senza dubbio, perché alla fine il discorso di De Laurentiis era di giocare con la Juve, però fare prima il recupero di quella di campionato che non abbiamo fatto, quindi fare Juventus-Napoli da loro, e poi recuperare la Supercoppa più in là. Tutta una questione di soldi alla fine, non è che aveva paura, l'avrebbe comunque voluta incontrare la Juventus con tutte le defezioni che hanno una squadra e anche l'altra, perché bisogna mettere tutto sul piatto. Se a noi mancano Osimhen, Mertens, eccetera eccetera, allora mancano De Ligt, Dybala, insomma non è facile.
Però lui dice, ma magari gli sponsor, magari, veda, il pubblico, io non lo so se poi il pubblico tornerà a maggio, ce lo auguriamo tutti, ma non lo so. Però, distinto è ovvio, stat zit, ci sono dei precedenti che crea a fare altre polemiche. Poi dopo loro si apparano, no, noi volevamo devolvere beneficenza vittime del Covid, tutto bene, queste sono tutte cose buone, però ovviamente chiarezza, no? Chiarezza, se arrivano dopo i comunicati della chiarezza, nel frattempo la polemica è sviluppata e divampata sui social e quindi avete fatto comunque, avete creato comunque dei dissidi tra tifosi, tra gente, tra opinionisti, quindi cose evitabili, cose che evitabili continuano. Però è anche arrivata poi la conferma, il caso chiuso completamente, per il fatto che il Napoli, qualche youtuber che diceva radiazione, la Serie B, il protocollo non lo avete rispettato, è tutto perché altrimenti, perché questo parte da Agnelli che davanti a Sky dice se l'ASL li ha fermati evidentemente hanno sbagliato, non hanno eseguito le cose, noi seguiamo le regole alla lettera eccetera eccetera, quando poi scopriamo che il Napoli invece non aveva sbagliato nessun protocollo, il fatto non sussiste e quindi il caso è archiviatissimo, ok? Tutte le indagini sono finite, tutto a posto, il Napoli non ha sbagliato niente nello specifico, ma scopriamo che invece a novembre, sono poi uscite queste cose ieri, a novembre invece la Juventus non ha seguito tutte le cose del protocollo e hanno avuto una multa, la Juventus per responsabilità oggettiva e il medico sociale. Io poi non mi sono interessato più di tanto nel dettaglio perché non mi interessa, è semplicemente una cosa per chiarezza, per chiarezza e correttezza, cioè quelli che dicono seguiamo sempre le regole, non esiste proprio, noi siamo su Sky, stiamo seguendo le regole, dov'è il Napoli? Non vi vedo, dov'è il Napoli? Noi siamo pronti, stiamo facendo... no, ragazzi, voi non avete seguito le regole, siete stati multati, la multina, non c'è la radiazione, non c'è niente di quelle cose che avete detto per noi, ma la multina è risultata. Quindi attenzione quando si giudicano gli altri, perché si giudicano con una coda di paglia così che poi prende fuoco e aspettiamo ancora il caso Suarez che fonti mi dicono che insomma pare che questa cosa sia fallita già nel 2019 l'esame, che ci avevano provato anche un anno prima, però devo approfondire perché non la so questa storia. Fatto sta che parlando di Suarez, parlando di Milik, pare sicuramente, insomma, fonti, le solite fonti, insomma, sì, le solite gli storie, no? E pare che sia fatta, pare che il Marsiglia abbia aumentato un pochino l'offerta. A me mi dicono, capisci? E quando mi dicono mi arriva una bombetta, quando mi arriva la bombetta su Instagram, voi seguitemi su Instagram, pare che sia fatta, quindi potrebbe essere che Milik se ne va. Stesso a gennaio, qualcosina di soldi la mettiamo in cassa, non so se il Napoli li investirà sinceramente, ancora non credo che il Torino sia in grado di investire 15 milioni su Bobotta, non credo che il Torino sia in grado di investire 15 milioni su Bobotta, magari si parlerà di un prestito, mi dispiace pure la nostra mascotta, Bobotta mascotta, quindi non lo so, però nel frattempo voi sapete che io devo lavorare sul fragili mentalmente perché siamo quasi pronti e la paura mia è che poi quando lo posto dopo la Supercoppa e se perdiamo, sì, siamo fragili mentalmente, ci può stare, se vinciamo che faccio? Cambio il titolo, cambio completamente la cosa, cioè, abbiamo vinto la Supercoppa e in panchina non avevamo Stroppa e non lo so se funziona anche così, quindi ci devo ragionare, voi mi capirete, mi seguirete sotto tutti i punti di vista e staremo lì pronti con una cosa, voi cominciate ad usarlo l'hashtag fragili mentalmente, anche perché poi può cambiare, siamo fragili mentalmente, sono fragile mentalmente, quindi sarà una cosa internazionale. Vedrete, nasceranno challenge su TikTok di questa cosa qua. Io su TikTok non ci sto, ma sono Valerio Fluido da New York, è tutto. Da New York Valerio Fluido è tutto. Voi seguitemi su tutte le cose. Questo è un video, insomma, importante di preparazione. Pensiamo alla Fiorentina, altrimenti se pensiamo già alla Juventus perdiamo con la Fiorentina e la Supercoppa già consideratela andata.
perché considerate l'Atalanta. Se invece con la Fiorentina ci mettiamo lì, facciamo risultato, facciamo una prestazione convincente e non ci mangiamo 500 gol, probabilmente ecco che ci arriviamo bene. Calma, calma. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solito, non mi ricordo.